mantenga vive queste tradizioni, a partire dai canti, da questo meraviglioso Deus ti salve Maria, fino a tutti quelli che anch'io ho ascoltato e imparato ad apprezzare e ad amare nei miei soggiorni sull'isola. Ebbene, mettiamoci in una condizione di solidarietà con il popolo sardo, con le sue speranze, con le sue attese, con i suoi problemi, le sue contraddizioni, perché da questa Eucaristia, per intercessione di Maria Madre delle Grazie, che sentiamo così unita al santuario di Bonaria, venga a questo popolo che tutti noi amiamo un incremento di benessere, di pace, di fraternità, di giustizia. E perché questo avvenga c'è bisogno anche dei Signore, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore del Signore. E loro tornano nella comunità dalla quale erano partiti in Sardegna. Ricordo di aver letto un libro di storia della Chiesa nel quale si diceva che probabilmente i primi cristiani, proprio quelli della primissima generazione apostolica, nelle primissime persecuzioni, quelle per esempio nella quale fu crocifisso a testa in giù Pietro stesso a Roma, venivano qualche volta puniti non con la vita, anche allora andava di moda la tortura, e quindi se soprattutto erano un po' robusti, giovani e abbastanza sani, venivano spediti ad metalla, dicevano i romani. E cos'erano i metalla? Erano le miniere dell'Iglesiente, che già ai tempi erano attive, aperte, e nelle quali l'impero romano aveva tutto l'interesse a mandare gente senza doverla pagare, ma dovendola soltanto mantenere con un tozzo di pane.
Questi sconfitti, perseguitati, condannati, che erano stati inviati per l'impresa che dovevano compiere, che era un'impresa non di tipo umano, non solitario. Queste formule matematiche.
Ritengo che sia una cosa molto bella che in una città di mare come Livorno ci sia un'associazione che tiene vive le tradizioni, la cultura, la civiltà antichissima e ricchissima dell'isola della Sardegna. Ricordo il titolo di un libro che ho letto qualche anno fa, Quasi un continente, era il titolo del libro che riguardava appunto la Sardegna. È vero che noi che viviamo a Livorno, e io stesso che non sono nato a Livorno ma ci vivo da qualche mese, possiamo ricevere molto dalle persone, dai gruppi, e dalle etnie, dalle storie, dalle culture che qui confluiscono in questa città di mare. Ora che qualcuno si occupi di tener viva questa memoria, di farla risuonare come ha risuonato pochi istanti fa in questo santuario, è una cosa molto bella perché ci lega tutti in un'unica storia comune. In particolare lega Livorno con la sua Madonna di Montenero al santuario della Madonna di Bonaria, nel quale più di una volta ho avuto la fortuna di poter celebrare la messa anche con tanti altri sacerdoti che con me viaggiavano in Sardegna, e quindi speriamo che questo gemellaggio dei nostri due santuari sia anche fondamento di un'amicizia sempre più profonda e di uno scambio sempre più ricco di doni tra tutte le culture che sia in Sardegna sia in Toscana si incontrano, si conoscono e imparano ad apprezzarsi e a volersi bene. Grazie. Anche per l'illuminazione ci hanno filmato che si porta via il partito. Arrivederci. C'è un signore sì che non l'ha No, qua, Giorgio. No, baby! Zavali, sì! Ha sbagliato tutto! Basta! Basta! Ora stai riprendendo! Ora va bene! Basta!